parola dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signor Spirito. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E una buona domenica a tutti voi. Benvenuti in questo momento particolare di preghiera. Oggi solennità di Pentecoste, ma per noi anche il ricordo. Dopo un anno ci troviamo insieme a festeggiare ancora la nostra patrona, Maria, ma anche a ricordare l'elevazione ad uomo della nostra chiesa di San Fidenzio. Potrebbero essere tutti gesti piccoli, ma che hanno un significato profondo, perché dicono un'identità, il bisogno di trovarci insieme attorno a un centro, che è l'Eucaristia. E tutti i segni, la Pentecoste, il Duomo, Maria, il nostro convergere qui per dire la nostra fede. Questo è il motivo fondamentale per il quale ci troviamo a pregare. E vogliamo creare proprio questo clima di preghiera intenso, con tutti voi fedeli di Borgo Veneto, con l'amministrazione comunale, con la protezione civile, con i volontari che arricchiscono questo momento. E iniziamo questa preghiera anche chiedendo pace e riconciliazione davanti alle nostre fragilità, alle nostre occasioni di peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio. Mettendoci in piedi, ascoltiamo la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Da questa posizione è proprio molto bello vedere questo abbraccio attorno alla chiesa di San Filenzio. E vorrei iniziare questo piccolo pensiero con voi dalla solennità di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, quella Pasqua che abbiamo celebrato tutti quanti in modo molto particolare quest'anno. Una Pasqua dentro le nostre case, ma penso per tanti non in maniera indifferente, forse per qualcuno, come mi è stato detto, anche in maniera più intensa. E oggi ci troviamo insieme a gustare la Pentecoste. E questa solennità sappiamo che ha a che fare con questo termine che è Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo. Non ho potuto quest'anno fare la solita domanda ai nostri amici che si preparano ai sacramenti della Cresima della Comunione. E la solita domanda è: ma che cos'è per te lo Spirito Santo? E sempre la stessa risposta, più o meno. È una parola, un termine che noi non usiamo nella nostra vita quotidiana. Per cui è un termine un po' estraneo ai nostri pensieri e al nostro linguaggio comune. Spirito Santo. Per qualcuno non dice niente, per qualcun altro qualcosa di non tangibile, di contrario, di materiale, una roba che non riesco mai a comprendere in pieno. Se andiamo dentro a un'altra dimensione per provare a capire questo termine, penso quando due persone si vogliono bene, due innamorati,
Penso che tutti quanti voi da qualche parte, in qualche momento della vostra vita, avete provato amore per qualcuno. Ed è difficile trovare tutte quelle parole giuste per dire tutto quello che vorremmo dire a quella persona che amiamo. E allora cosa succede? Succede che non dici più niente e offri qualcosa. Per due innamorati, un anello, un fiore, un oggetto, un abbraccio, un bacio. Tante di quelle robe che noi oggi stiamo evitando, proprio perché creiamo il contagio. Scambiandoci queste cose qui, passa qualcosa che non deve passare. E questo ci fa dire a noi oggi, ancora di più, che possiamo capire in pieno la Pentecoste. Quando ti passa qualche cosa che tu non vedi, ma colpisce il tuo corpo, la tua anima, ti colpisce dentro. Oggi lo possiamo capire ancora di più davanti a tutte quelle protezioni che stiamo usando per non essere contagiati. E quando ti scambi un abbraccio, un bacio, un anello, un fiore, un oggetto, non solo passa qualcosa, ma passa la tua presenza, passa qualcosa di tuo, di intimamente tuo. E oggi noi lo possiamo capire molto bene, che stiamo evitando tutte ste robe qui. Che cos'è la Pentecoste? Che cos'è questo passaggio? È questo modo di Dio di trasmettere qualche cosa che tu non vedi, ma senti dentro, ti colpisce dentro. E come abbiamo sentito dalla prima lettura, i primi cristiani tentano di descrivere un po' questa cosa qui con due segni, il vento e il fuoco. Come quando ti scambi qualche cosa per dire qualcosa che con le parole non puoi dire. E i primi cristiani tentano di descrivere questa presenza di Dio con il movimento del vento. Il vento scompiglia, trasforma, smuove e sentono questo vento. E poi il fuoco che brucia e trasforma le cose, le cambia. In questo modo i primi cristiani fanno esperienza di questa presenza di Dio a dirci che il Padre Eterno è dentro la nostra vita, dentro di noi. E credo che tutti noi, se ascoltiamo un po' in profondità la nostra vita, c'è questo Padre Eterno che si muove, che abita, che smuove le nostre anime, i nostri pensieri, la nostra fantasia. Penso soltanto a uno dei personaggi, Francesco, San Francesco, questo uomo che cantava la presenza di Dio guardando il cielo, le stelle, la luna, la terra, l'acqua, il mare, perfino la morte, il cantico delle creature. Sentiva presenza di Dio e faceva vibrare questa presenza di Dio nella sua vita. In noi questa roba qui capita ogni volta che rompiamo le nostre barriere, le nostre mascherine del cuore, i nostri guanti di gomma dell'anima. E capisco che materiale e spirituale non sono in contrapposizione, ma materiale e spirituale sono in continuità, sono un tutt'uno. Gesù Cristo era materiale o spirituale? Era molto materiale, mangiava con la gente, si fermava con i pescatori lungo il mare, abitava i luoghi di tutti i giorni, eppure era molto spirituale, perché sapeva leggere dentro la vita delle persone quello che tanti altri non sapevano leggere, vedeva nell'uomo quello che altri uomini non riuscivano a vedere. Questo è molto spirituale. E allora capisco che da questa solennità Dio abita dentro la nostra vita e con la sua energia, con il suo spirito, mi invita a tirare fuori il meglio di me, il meglio di noi, a guardare la vita, le persone, le situazioni, non sulla crosta dell'apparenza, ma dentro in profondità, a guardare, non semplicemente a vedere. Noi siamo esperti nel vedere, ma a guardare dentro. Quante volte ci sbagliamo sulle persone, quante volte ci sbagliamo sulla vita, sugli altri, perché li guardiamo soltanto dal nostro punto di vista.
lasciarci prendere dallo Spirito è guardare dentro e guardare oltre. E allora la Pentecoste, un Dio che ci abita e che ci dona occhi per guardare spiritualmente, mi fa dire che se su questo altare ho del pane, dei libri, delle candele accese, io non vedo soltanto delle cose, ma vedo qualche cosa che mi rimanda a qualcun altro. Questo diventa spirituale. Posso essere molto materiale quando vedo nelle persone, nel mio vicino di casa, il mio collega di lavoro, uno che mi rompe l'anima. Ma quando io vedo prima di tutto un uomo, io sono un uomo spirituale. Quando io vedo i giorni uno uguale all'altro, divento molto materiale. Ma quando vedo ogni giorno diverso dall'altro giorno, un giorno dove posso costruire qualcosa di nuovo, io sono molto spirituale. Quando noi vediamo questo tempo come un problema, ed effettivamente è un problema questo tempo che stiamo vivendo, sono molto materiale. Ma quando in questo problema, in questi problemi di questi mesi, ci vedo una strada nuova, io sono molto spirituale. Materiale separa, distingue, taglia. Spirituale mette insieme. Cerca motivi nuovi per camminare in avanti, perché sono animato dentro da una presenza grande. Questa festa di Pentecoste si inserisce e si intreccia con questa giornata 31 di maggio, dove abbiamo detto all'inizio dell'Eucaristia, abbiamo istituito l'anno scorso la nostra patrona Maria per tutto Borgo Veneto, per le nostre comunità, per la realtà del nostro territorio. Maria, che sia la nostra patrona. E abbiamo messo questa chiesa come un punto di riferimento, non perché le nostre parrocchie non siano un punto di riferimento. Ci sono tutti questi due movimenti, piccolo e grande, grande e piccolo, il piccolo cenacolo della mia parrocchia e la grande realtà della mia unità pastorale, due movimenti che non stanno l'uno senza l'altro. Questo movimento importante che ci fa vibrare e far vivere in pienezza. La fine di mese di maggio, la festa della Visitazione di Maria, la patrona di Borgo Veneto, il Duomo. A lei, Maria, noi affidiamo ancora una volta le nostre comunità, il nostro territorio, chi lo abita, chi ci lavora, chi gioisce, chi soffre. Maria, donna credente all'azione dello Spirito, credo ci inviti ulteriormente ad essere credenti all'azione di Dio nella nostra vita. In questa doppia festa, dove celebriamo tante dimensioni importanti. E questo per avere davvero un centro, una unità, dentro a tutte le nostre diversità. Non dobbiamo diventare uno uguale all'altro. La ricchezza delle nostre diversità, che molte volte rischiano di diventare contrapposizione, competizione. No, possono diventare i colori di un arcobaleno, di una società, di una comunità cristiana che gusta le diversità per camminare insieme, per convergere sulla stessa fede, sui stessi valori, che le nostre diversità diventino davvero ricchezza. Non più io, tu, ma un noi armonico con tutte le nostre differenze. Così possiamo costruire la civiltà dell'amore. È con questi pensieri che continuiamo la nostra preghiera. Una preghiera che è ricca di tante dimensioni, come ci siamo appena detti. È davvero il cuore nostro di pastori di sentire questo abbraccio di ciascuno di voi che prega insieme e costruisce questa grande civiltà dell'amore, ognuno con i propri colori.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo il Signore perché ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione, sostenuti e animati dallo Spirito Santo. Diciamo insieme: Vergine Santa, intercedi per noi. Vergine Santa, intercedi per noi. Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Maria è una donna che ama. Le chiediamo di vegliare su di noi. Ci insegni ad amarci, rispettarci e perdonarci a vicenda. Dal suo esempio viene a tutti noi un forte invito a svolgere con fedeltà, semplicità e modestia il compito che la provvidenza ci ha assegnato. Preghiamo perché nelle nostre comunità cristiane di Borgo Veneto non manchino mai gesti di carità, di accoglienza e di amore, specialmente verso i più bisognosi, i malati, gli anziani e i bambini, le mamme e le donne indifese. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Affidiamo a Maria ogni nostra famiglia e in particolare i giovani e tutte le associazioni e gruppi giovanili, perché siano nella Chiesa e nella società civile espressione di gioia e di generosità nel costruire un mondo migliore. Preghiamo anche perché il Signore susciti vocazioni al servizio del Vangelo e dell'uomo. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Maria ci introduce nel mistero del Figlio di Dio. Lei ci insegna a mettere il Signore al primo posto. In questo mistero affidiamo a Maria Borgo Veneto, con le istituzioni civili e militari, le scuole, le fabbriche, gli artigiani, le campagne, i negozi, le società sportive, tutte le associazioni, perché ogni realtà umana sia finalizzata al bene comune, alla ricerca della giustizia e della verità, per edificare una società più unita e fraterna. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. Per noi qui presenti, perché, pur provenendo da ambienti e situazioni di vita e idee diverse, aiutati dallo Spirito Santo,
sappiamo vivere il mistero dell'Eucaristia nel rispetto reciproco, nella gioia e nella comunione fraterna. Preghiamo. Vergine Santa, intercedi per noi. O Dio di amore, che hai costituito Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, concedi a noi, che la invochiamo con fiducia, di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Vergine sposa, madre dell'amore, che il Signore hai fatto innamorare. La sua bellezza splende sul tuo volto e la sua grazia è nel tuo cuore santo. Dolce Signora dell'alleanza, vieni Maria, vieni alla festa. Come a Cana prega il tuo figlio e l'acqua in vino trasformerà per la nostra felicità. Vergine sposa, madre della vita, che dal tuo grembo nasce immacolata, dona anche a noi la fedeltà sincera e nella vita troverà dimora. Dolce Signora dell'alleanza, vieni Maria, vieni alla festa. Come a Cana prega il tuo figlio e l'acqua in vino trasformerà per la nostra felicità. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza di tutta la verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo, tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli. E hai riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo è santo, il Signore, Dio dell'universo. Il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per Melato Renato e genitori, Norma, Sergio, defunti della famiglia Andriolo, Bellini Luigino, Antonio, i defunti della famiglia Bellini, defunti della famiglia Verzaro, Garolla, Bruno, Faccioli Marino, Melato Renato e genitori, Crivellaro Carlisa, Linda, Gelindo e Odilla, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E insieme in questa bella scenografia, dove penso tanto sta parlando di Dio, ci rivolgiamo al Padre con le parole stesse che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. E beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione 2 sacerdoti saranno qui al centro e un altro si metterà all'ingresso da dove siete entrati da quella parte e da dove siete entrati da quella parte. Mentre per la comunione per i ciliegi potete venire da questa parte con Benedetto. Sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano. Re dei re, luce degli uomini, regna con tuo amore tra noi. Riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo glorificare te.
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano. Re dei re, luce degli uomini, regna con tuo amore tra noi. Tua è la gloria per sempre. Tua è la gloria per sempre. Gloria, 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 Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano. Re dei re, luce degli uomini, regna con tuo amore tra noi. Gesù, parola viva e vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha, Gesù. Gesù, asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù di Giuda. Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha, Gesù. Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, il tuo spirito in me, in eterno ti loderà. Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,
eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha, Gesù. Circa un anno fa, 31 di maggio del 2019, eravamo tutti qui, proprio a quest'ora credo, minuto più, minuto meno, dove andavamo ad elevare a Duomo questa bellissima chiesa e ad istituire il nostro santo patrono, Beata Vergine Maria. Avevamo tante idee, tanti progetti per commemorare questa festa, questa nuova festa del nostro nuovo comune, la nostra nuova unità pastorale, che raggruppava moltissime comunità, tantissime tradizioni. Sono stati fatti incontri, riunioni, c'era un programma bello da sviluppare, itinerante, perché la peculiarità di questa nostra comunità è che è composta da varie comunità e tutte compongono questo nuovo soggetto. Il percorso non è facile, è lungo, però la strada era quella giusta, ce l'avevamo messa tutti, ce l'abbiamo messa tutta. E a distanza di un anno adesso siamo qui in un'atmosfera quasi, dico surreale, ma emozionante, devo dire, di fronte sempre a questa bellissima chiesa, seduti con una copertura meccanica, distanti uno dall'altro, perché nel frattempo
i primi mesi dell'anno, è intervenuto questo virus, no? questo nemico invisibile che, per quanto se ne possa dire, esiste, ha colpito la nostra comunità, ha ucciso anche nella nostra comunità. Però io sono anche convinto che quello che noi oggi siamo qui a fare, abbiamo iniziato domenica, oggi, le prossime domeniche, in una situazione magari anche non condivisa da tutti, un momento di comunità, di fede cristiana, tutti assieme, tutte le comunità, credo che sia quello che comunque ci ha dato la forza anche per limitare il danno che questo nemico ha voluto fare anche nella nostra comunità. Io credo che mi sento, insomma, personalmente di ringraziarvi tutti, perché a Borgo Veneto abbiamo contenuto questo nemico, lo abbiamo combattuto e siamo riusciti anche a metterlo nell'angolo, ma però è ancora lì, non è sparito. E quello che noi adesso continuiamo a fare, il nostro stile di vita è cambiato, è inevitabile, non lo si può dire, siamo lontani, siamo meccanicamente protetti, però sono sicuro che la strada è quella giusta. Riusciremo prima o dopo a venire fuori da questa situazione e io mi sento di ringraziare voi, di ringraziare l'unità pastorale, perché comunque anche in questo periodo dove non si poteva andare in chiesa, non si poteva dialogare, ha mantenuto viva la fede tramite anche i canali multimediali, quelli che esistono, li abbiamo un po' tutti a casa. Siamo anche cresciuti sotto questo punto di vista, perché ci siamo un po' adeguati ai tempi. E io ripeto, non per dire sempre le stesse cose, ma vi ringrazio di cuore, perché grazie al vostro comportamento a Borgo Veneto ne stiamo uscendo bene. Però questo non vuol dire che è finita. Quindi quello che vi chiedo, e ve lo chiedo con il nostro santo patrono di oggi, di continuare a mantenere questo nostro atteggiamento che ci permetterà di venirne fuori. Mi sento di ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato affinché anche la vita sociale, pur distante, sia stata mantenuta. Siamo circondati dai giubbotti gialli, dalla polizia locale, dalla protezione civile. I volontari, i ragazzi, era emozionante vedere le magliette dell'unità pastorale, era un po' che non si vedevano. Quindi tutto quello che c'è, che abbiamo, sono le risorse umane, quelle che noi riusciamo sempre a mettere e lo stiamo facendo bene. Quindi buon santo patrono a tutti, grazie veramente di cuore a tutti, continuiamo così, ripeto, siamo sulla strada giusta, però non abbassiamo la guardia. Buon santo patrono a tutti. Preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. E ora, prima di invocare su tutti voi la grande benedizione del Signore, che doni ancora il suo Santo Spirito e la protezione di Maria, nostra patrona, e così qualche piccolo avviso. Domenica prossima ci troveremo nella comunità di Santa Margherita d'Adige, sempre alle 18:30, e ancora sarà trasmessa in diretta, come in questo momento, la nostra Santa Messa sul canale TV, sul canale Facebook e YouTube, proprio perché molte persone anziane sono ancora a casa e stanno gustando anche da casa l'Eucaristia. Ancora grazie a tutte le persone che ci hanno dato una mano a celebrare anche stasera e che lo faranno anche domenica prossima. E come sapete, qualcuno già lo sa, ogni tanto il Vescovo fa dei cambiamenti e ha chiesto a me e a Don Marco di trasferirci in un'altra realtà con il prossimo settembre. E ha detto, visto che a Padova la parrocchia di San Giovanni Bosco sarà priva dei salesiani, allora potrebbe essere la vostra presenza una presenza che va a sostituirli con il prossimo settembre. E visto che sei a Padova, mi ha detto il Vescovo Claudio, potresti darci una mano nella gestione economica e amministrativa della diocesi.
E allora con il prossimo settembre il Vescovo mi darà anche questo incarico e vedremo se sarò capace di portarlo avanti insieme con tutti i suoi collaboratori. Una preghiera perché possiamo davvero fare un buon passaggio e anche accogliere bene i prossimi pastori che arriveranno a guidare l'unità pastorale di Borgo Veneto. E invoco su tutti voi una grande benedizione che vi accompagni in questa settimana. Il Signore sia con voi, vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E ancora una buona festa, una buona domenica a tutti voi. C'è un avviso tecnico prima del canto finale. Se qualcuno avesse perso gli occhiali da vista, si può rivolgere alla polizia locale. Tutte le donne scelta in Nazaret, sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì. Insegna a questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore, la speranza nel figlio tuo Gesù. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. La tua casa il Verbo si rivelò, nel segreto del cuore, il respiro del Figlio Emanuele. Insegna a queste mani la fedeltà, a costruire la pace, una casa comune insieme a te. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità.